Mister Ventura Matteo, PPTV. Mister, è sempre facile parlare con il senno del poi, però ecco, magari intorno al 70°, vedendo che il gol non arrivava, dopo che comunque state giocando davvero un gran calcio per tutta la partita, non era magari il caso di irrobustire il centrocampo? E l'ultima domanda, così gliele faccio tutte e due insieme: quanto può pesare a questo punto due punti che di fatto erano acquisiti al 95° sulla mentalità per la prossima partita? Niente, allora, sul fatto di robustire il centrocampo io sono abituato sempre a cercare una squadra propositiva. Andare a robustire il centrocampo magari potevo dare un segnale alla squadra di mettersi tutti là dietro e secondo me il gol non lo prendevamo all'ultimo secondo, l'avremmo preso sicuramente prima. Niente, noi dobbiamo sempre imporre il nostro gioco, giochiamo in casa e dobbiamo sempre imporre la nostra mentalità, che è andare a prendere alti e giocare. Non mi piace difendermi, però purtroppo i 2 punti pesano, perché pesano, però ci è successo già altre volte, ci siamo rialzati più forti di prima e niente, dobbiamo rialzarci con la testa alta, già da domani iniziare a pensare alla Pistoiese che incontreremo una squadra forte. Però noi dobbiamo rendere la partita difficile a tutte le squadre che incontriamo. Se siamo questi credo che sarà difficile, possiamo rendere ogni partita difficile anche a tutte le avversarie, per questo noi dobbiamo solo andare avanti, lavorare, migliorarci giorno dopo giorno. Ringraziamo Mister Paolo per la disponibilità, i giornalisti intervenuti nella conferenza e diamo appuntamento la settimana prossima sul campo della Pistoiese. Grazie a lei e arrivederci a tutti. Mister Vangioni, tecnico del Borgo San Donnino. Mister, quanto pesa questo punto raggiunto al 95°? È un punto che ci premia per lo sforzo delle gare precedenti e di quella di oggi, perché veniamo da un periodo un po' sfortunato sotto tanti aspetti, perciò oggi siamo venuti su un campo di una squadra che è molto in forma, veniva da un 3-0 in casa e un 4-0 in trasferta sul campo del Prato, che è un risultato importante, e abbiamo affrontata cercando di fare le cose che abbiamo preparato. Il primo tempo abbiamo avuto qualche situazione, come sempre nelle gare precedenti, non riusciamo nell'ultimo passaggio a fare qualcosa di male agli avversari, perché ci arriviamo parecchio e poi puntualmente al primo mezzo errore, mezzo rimpallo subiamo gol. Perciò speriamo che questo gol che abbiamo fatto nel secondo tempo, dove abbiamo rischiato mettendosi gli ultimi 20 minuti 4-2-4, è chiaro che abbiamo concesso delle ripartenze ai giocatori forti che ha il Sant'Angelo e diciamo che potevamo anche prendere il 2-0 in quel momento, però siamo stati bravi e fortunati a non subirlo e ci abbiamo creduto e i ragazzi sono stati premiati e credo che non abbiamo rubato niente, anche se fossi nella squadra avversaria a prendere i gol all'ultimo minuto è chiaro che c'è rammarico per l'avversario. Ecco, molto spesso si dice gli allenatori sono bravi nelle sostituzioni, a volte io penso anche il contrario, ovvero nel non farle, perché molti magari avevano visto Ferretti un po' in affanno negli ultimi minuti, molti magari avrebbero tolto prima, lei invece l'ha tenuto in campo e ha battuto quella punizione in modo giusto e forte, e poi da lì è nato il gol dell'1-1. Beh, una domanda da giornalista vero, perché quando perdi levare la qualità a volte rischi, perché noi eravamo con 4 attaccanti, è chiaro che quando dovevamo andare a riconquistare palla eravamo in difficoltà, però quando perdi io cerco la qualità di metterla e non di levarla, perciò non voglio nessun merito, perché il merito è dei ragazzi. Io Ferretti lo ritengo un giocatore che ci deve dare questi colpi, perché lui ha un piede che tutti lo conosciamo, deve crescere fisicamente, si deve mettere al servizio della squadra, è 2 settimane, 3 che lo sta facendo e se diventa Ferretti noi l'aspetteremo. Perfetto, mister. Complimenti per il punto e in bocca al lupo. Crepi altrettanto.